Ben ritrovate cattoliche e dintorni. Anche quest'anno il Centro Studi sulle Migrazioni ha presentato l'annuario per comprendere le dinamiche del fenomeno e i processi di accoglienza e di integrazione a livello locale. Vediamo cosa è emerso in questo servizio. Professoressa Maddalena Colombo, il CIRMIB quest'anno di nuovo ripresenta un annuario sull'immigrazione straniera in provincia di Brescia. Che cosa evidenziano le statistiche quest'anno rispetto agli anni passati? Alcune tendenze si confermano, altre tendenze invece si modificano. È più marcata la tendenza alla retrocessione dell'aumento, quindi non si parla di una retrocessione in valori assoluti, ma tende a diminuire quel flusso in entrata. Questo sicuramente tra il 2011 e il 2012 è l'evento nuovo. Poi abbiamo rispetto per esempio all'indice di integrazione invece un consolidamento, quindi un aumento di 1 centesimo del percentuale da 0,55 a 0,56 dell'indice di integrazione. Questo significa che la componente stabile è più tutelata e più stabilizzata. Abbiamo una diminuzione degli avviamenti al lavoro del 7%, questo non era assolutamente presente nei dati dell'anno prima. Per quale motivo? Questo per la crisi economica, imprese che chiudono, imprese stesse degli immigrati che vengono trasferite in altri posti, in altri luoghi, anche se non ritorno al paese d'origine ma spostamento in Europa. La crisi viene avvertita di più dagli stranieri che dagli italiani? No, si potrebbe dire in modo diverso, cioè l'italiano è su posizioni lavorative intermedie, ha più rischio di perdita di lavoro, l'immigrato che ricopre posizioni lavorative più basse incorre meno in questo rischio, o perlomeno se incorre nel rischio di perdita del lavoro ha però la compensazione di poterne trovare subito un altro, stando allo stesso livello. E nelle scuole aumentano anche gli alunni stranieri? No, aumentano nel senso che sempre più bambini iscritti alle scuole che hanno genitori stranieri sono nati in Italia e quindi questo è un dato sicuramente, una tendenza che si va consolidando, specialmente nelle scuole dell'infanzia, 83%, nelle scuole primarie 63% di quelli stranieri sono nati in Italia, per arrivare invece alle scuole secondarie dove si riduce l'incidenza percentuale ma si riduce anche la presenza di giovani di seconda generazione, quindi sono tutti giovani che sono venuti, fanno un pezzo di scolarizzazione qua e magari decidono poi di spendere il loro titolo in Europa. Professor Lanzetti, dall'interpretazione di dati sociologici qual è la correlazione tra religione e xenofobia? Immaginavamo che al crescere della religiosità ci fosse un calo della xenofobia. Abbiamo fatto la correlazione di queste due cose e abbiamo notato che costruendo un indice di religiosità di tipo ecclesiale, combinando 33 indicatori di religiosità di tipo però preciso ecclesiale, risultava che al crescere di questa religiosità cresceva la xenofobia. Sicuramente non è dovuto alla religiosità in se stessa, perché la teologia, la pratica che le chiese, la Chiesa nostra in particolare mette in atto, va in un'altra direzione. È stata inaugurata nei giorni scorsi la Biblioteca di Studi Storico-Filologici della Bibbia donata da Monsignor Felice Montagnini, biblista tra i fondatori dell'Istituto di Scienze Religiose. Monsignor Luciano Monari, quest'oggi viene inaugurata la Biblioteca di Studi Storico-Filologici in occasione del 90° compleanno di Monsignor Felice Montagnini. Che cosa ricorda di questa persona? Ricordo quello che Montagnini rappresentava per noi quando abbiamo cominciato gli studi biblici e figure come Montagnini erano per noi i modelli da conoscere e da imitare. Ha rappresentato quello, uno stimolo, un motivo di speranza grande, un desiderio di imparare da loro il rigore, la capacità di motivare tutte le affermazioni per arrivare a una interpretazione del testo che fosse una interpretazione effettivamente fondata. Professor Mario Taccolini, qual è il legame tra il Monsignore e la biblioteca? Si tratta anzitutto della sua biblioteca personale, un autorevole grande biblista di rilievo internazionale che ha insegnato presso l'università per quasi 30 anni, ha deciso di far dono al nostro Ateneo di questa ricca, nutrita, densa biblioteca, una biblioteca specialistica di studi filologici sulla Sacra Scrittura, sulla Bibbia. Direttore Luigi Morgan, oggi è una giornata molto importante per l'Università Cattolica perché viene inaugurata la Biblioteca di Studi Storico-Filologici. Qual è il nuovo contributo alla cultura da parte quindi del nostro Ateneo? Innanzitutto è l'arricchimento della biblioteca, costituita da circa 2500 volumi pronti per l'utilizzo effettivo da parte dei nostri
nostri docenti, dei nostri studenti, non solo ovviamente dell'istituto, coloro che frequentano l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma di tutti coloro che sono interessati. L'accesso è previsto non a caso, anche tenuto conto della difficoltà di reperire volumi di questo genere, perché a questo punto disponibilità anche sul mercato non esiste più, è riservata ad un utilizzo, come dire, mirato. Peraltro questo arricchisce direttamente anche l'attività del nostro Dipartimento di Studi Linguistici e Filologici e quindi dà un di più della nostra sede universitaria a coloro che intendono utilizzare appunto questa proposta che abbiamo. Si sta potenziando una nuova collaborazione fra medicina e pedagogia per aiutare i malati cronici a gestire la propria malattia. Di questo si è parlato durante un convegno che ha riunito in Cattolica tutte le realtà sanitarie del territorio bresciano. Vediamo insieme il servizio. Professor Luigi Patti, l'Osservatorio sul volontariato dell'Università Cattolica ha organizzato oggi un convegno intitolato I pazienti al centro della loro cura. Qual è l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo è duplice. Il primo è fare un po' il punto di questo rapporto di collaborazione attraverso tutta una serie di legami che abbiamo stabilito e di progetti di ricerca e di lavoro che abbiamo sviluppato insieme. Il secondo punto è quello di far vedere come oggi una riflessione sul rapporto tra medicina e pedagogia risulti fondamentale, risulti indispensabile per cercare anche di innovare dall'interno quello che è il rapporto medico-paziente. Dottor Fulvio Lonati, qual è l'importanza dell'educazione terapeutica nei servizi territoriali? Il continuo aumento delle malattie croniche, accompagnato dal successo delle terapie che abbiamo, fanno sì che i malati ormai convivano per molti anni con la propria condizione di malattia, che spesso è una condizione che lascia una qualità di vita elevata. Però è veramente importante che ciascun assistito, ciascun malato sia protagonista, attore del proprio processo di cura, quindi sia formato, educato, capace di gestire e quindi seguire nel tempo i controlli, usare la terapia appropriata, ma soprattutto anche adottare gli stili di vita che possono avere un significato preventivo o addirittura terapeutico. Dottor Umberto Valentini, che valore ha, che importanza ha l'educazione terapeutica per quelle persone affette da diabete? Direi che l'educazione terapeutica fa parte integrante della cura delle persone con diabete. Se non vengono portate a gestire in modo autonomo e in modo corretto la terapia, è chiaro che non riescono a curarsi adeguatamente. Quindi l'educazione terapeutica, che è quella modalità con cui noi trasferiamo alla persona con diabete delle competenze, delle abilità pratiche per gestire il trattamento, diventa parte integrante proprio della cura. Cioè se non si mette in campo l'educazione terapeutica, di fatto non si riesce a curare bene queste persone. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.